sul tavolo, insomma, della programmazione. E naturalmente lo ringrazio anche per la disponibilità ad affrontare un argomento così complesso come quello di oggi e affrontarlo, come sentiremo, con quel distacco storico, uno dei maggiori storici italiani che hanno affrontato nei suoi studi i temi legati alle foibe e all'esodo giuliano-dalmata, Roberto Spazzali, e parlerà di Pola, città perduta, l'agonia, l'esodo. La conferenza si terrà non qui, ma in biblioteca, e anche la conferenza successiva del 1° marzo. A questo punto lascio subito la parola a Francesco e grazie a tutti. Bene, grazie di essere qui per affrontare un tema che, confesso, non è stato facile, perché la questione arabo-israeliana è un nodo del quale è difficile trovare il bandolo della matassa. Però i fatti che vedete qui riassunti nelle 2 immagini lo impongono, per cui con un po' di fatica cominciamo a vedere come percorrere questo argomento. La prima cosa da dire è che il 7 ottobre è stata un'operazione strategica per non solo la sua efferatezza, la sua grandezza, l'ordine di vittime, i modi con cui sono state uccise, ma anche perché e soprattutto perché è stato il modo per bloccare quelli che erano gli accordi di Abramo fra i paesi arabi moderati che già avevano firmato accordi di pace con Israele, normalizzazioni, oppure come l'Arabia Saudita stavano arrivando a concludere. E in quel 7 ottobre si è manifestata la vitalità della rete che fa capo al modo di pensare degli ayatollah, la visione sciita che mette la religione come punto di riferimento assoluto. Avevamo pensato che con la fine dell'ISIS, dello Stato islamico di Siria ed Iran, queste forze fossero finite. In realtà non è stato purtroppo così e ancora il 7 ottobre lo ha dimostrato ampiamente. Da quella data ad oggi sono trascorsi più di 4 mesi e le considerazioni che sono circolate fin dagli inizi hanno fatto tutte capo alla nascita dello Stato di Israele, quindi al 14 maggio del 48, e da lì, mettendo in sequenza le varie guerre numerose, ricorrenti, e i tentativi di pace, tra tutti gli accordi di Camp David tra Begin e Sadat egiziano del 78 e quelli tra Rabin e Arafat del 93, hanno cercato le ricostruzioni giornalistiche, e anche molti approfondimenti che si son succeduti, di mettere in risalto quello che era accaduto appunto dal 48 in poi. Però c'è un però, al quale arrivo con calma, per dare spazio a 2 immagini e a 2 commenti che secondo me che mi hanno illuminato. La prima immagine è questa, fa vedere che cos'è la striscia di Gaza, la cartina geografica è abbastanza datata, però si leggono bene Gaza, ehm, Khan Yunis e Rafah verso il confine con l'Egitto. E l'altro dato su cui insistere è che, parliamo di una striscia di una quarantina di chilometri,
larga da 7 a 12 ed è su questo spazio che tutto l'esercito israeliano, uno dei più forti al mondo, dei più armati, è lì da 4 mesi. Questa è la situazione. Questa situazione la vediamo commentata, vi propongo questo commento per descriverla. Gli attivisti al governo ritengono che gli arabi comprendano solo il linguaggio della forza. Perciò, secondo loro, lo Stato di Israele deve dimostrare in modo evidente di essere forte e di essere pronto a usare la forza in modo molto efficace, persino devastante. Secondo loro, se non lo facesse, lo Stato di Israele rischierebbe di essere cancellato. Quanto alla pace, secondo loro, essa è sempre precaria e molto remota. Se la pace verrà, verrà solo quando gli arabi si saranno convinti che questo paese non può essere sconfitto militarmente. E la seconda immagine è quella di un colono armato, siamo in Cisgiordania, in quelli che gli arabi chiamano territori occupati e che Israele etichetta più semplicemente come territori contesi, dicendo che non c'era uno Stato a presidiarli prima dell'invasione del 67. E in questi territori un colono armato di un insediamento con il kippah all'uncinetto, che sappiamo essere il segno di riconoscimento degli ultraortodossi. E anche qua vi propongo un commento. Siamo la generazione degli insediamenti e senza un fucile a portata di mano non potremo piantare un albero né costruire una casa. Non dobbiamo aver paura di guardare in faccia l'odio che consuma e riempie la vita degli arabi da cui siamo circondati. È il destino della nostra generazione. Dobbiamo scegliere: essere vigilanti e armati, forti e duri, o permettere che la spada ci cada di mano e le nostre vite siano mietute. Ebbene, questo secondo commento è datato aprile del 56 ed è quanto scrive il capo di Stato Maggiore Moshe Dayan alle famiglie di un kibbutz dove c'era appena stato un attacco da parte dei palestinesi che aveva provocato alcune morti tra i coloni che vi vivevano. Il commento precedente è quello del ministro degli esteri agli inizi dello Stato di Israele, quindi da maggio del 48, che aveva sempre cercato di contrastare la politica attivista di Ben Gurion e che proprio per questo nel giugno del 56 venne buttato fuori del governo. Ed è la posizione che invece di cercare la guerra, quella del ministro Charette, era di cercare la pace a tutti i costi. Ecco, aver commentato quello che succede ai nostri giorni usando citazioni di 70 anni fa mi ha fatto capire che quella di Israele è una storia tanto complicata quanto lunga. E per cercare di risolvere questi nodi sono andato molto indietro, in realtà non tanto, 1906, questa è Gerusalemme, una mappa dove si vedono la spianata delle moschee con gli edifici importanti dell'islamismo, il Santo Sepolcro, ma soprattutto si vedono il quartiere arabo, quello più grande a forma di L, il quartiere cristiano, sì, cattolici, il quartiere armeno e il più piccolo quartiere ebraico. E sempre del 1906 è questa foto che ritrae la porta di Damasco,
sulle mura costruite da Solimano il Magnifico, e fa vedere come allora convivessero pacificamente arabi, musulmani, cristiani forse, non so dire se sono in questa immagine, ma sicuramente ebrei. E ne vediamo 2 a sinistra col Shtreimel, il cappello di pelo che indica proprio quelli più ortodossi. Ecco, per secoli era stato così, come già diceva la mappa di Gerusalemme. E a Gerusalemme arrivavano per secoli ebrei come per ragioni individuali legate alla fede e allo studio della Torah, della Bibbia, del Talmud, però come vivevano, o meglio, come convivevano con la maggioranza musulmana? E la risposta è in questo libro, Gli ebrei nel mondo islamico. E l'immagine che ho messo, sulla quale forse spero di poter tornare verso la fine, è quella del muro del pianto, che in realtà è il muro di sostegno della spianata delle moschee dove sorgevano i 2 templi ebraici, che come vedete avrà una larghezza di 4 metri forse. Ebbene, gli ebrei che avevano questo ultimo rimasuglio della loro storia vivevano in Palestina per le ragioni di fede che ho detto, ma erano tollerati in qualche modo. E nel libro un viaggiatore occidentale così descrive le loro condizioni: è la più misera delle comunità non islamiche. La loro paura e viltà sono così eccessive che fuggono davanti alla mano alzata di un bambino. E poi: ho visto un bambinetto di 6 anni, a capo di una banda di grassocci compari di 3 o 4 anni, ancora incerti sulle gambe, insegnar loro a tirar sassi agli ebrei. Uno di quei tepistelli addirittura si avvicinò a un adulto e con assoluta freddezza gli sputò. In simili casi l'israelita è costretto a sottostare. La sua vita vale troppo poco perché possa reagire. E un episodio della primavera del 1909 racconta di 6 ebrei che furono uccisi dagli arabi nella zona del lago di Tiberiade e non ci fu né indagine né colpevole. L'anno dopo altri arabi assassinarono un colono tedesco cristiano e dentro un mese tutti i responsabili furono giustiziati. Quindi questa era la condizione. Come mai? L'Islam, però, a essere obiettivi dobbiamo dire anche il cristianesimo e l'ebraismo, ha sempre diviso il mondo in noi e loro, credenti e infedeli. Il principio dell'uguaglianza tra credenti e infedeli, e nel caso dell'Islam tra uomini e donne, non c'è. E nella storia dell'ebraismo qualcosa è rimasto, sicuramente la contrapposizione. Nella storia del cristianesimo le aperture del secolo scorso col concilio e ai nostri giorni col Papa Francesco fanno vedere che qualcosa si sta muovendo. Comunque il risultato è che per i musulmani pensare un ebreo, come abbiamo visto prima, oggetto di sputi e sassi da parte di bambinetti, che avesse l'ambizione di insediarsi in Terra Santa era un'idea tanto innaturale quanto blasfema. Anche se però dal 1882 fino alla Grande Guerra c'erano degli insediamenti in certe aree, soprattutto nelle zone agricole. Ma è da dire, vedete qua le cifre datate 1919, che i musulmani 500.000, gli ebrei 65.000, quindi una nettissima minoranza. Però l'idea dei primi insediamenti è importante perché vi è una componente che diciamo subito del sionismo religioso. Infatti una buona parte di questi coloni
venivano dalla Russia. In Russia c'era un grande ghetto che andava da Vilnius, capitale della Lituania, arrivava a Odessa, dove gli ebrei non potevano muoversi, trovare professioni, andare a scuola, eccetera. Nell'81 venne assassinato lo zar che aveva abolito la servitù della gleba e venne data colpa agli ebrei, per cui ne venne una nuova serie di pogrom. E il risultato è che molti di loro emigreranno in America e in Sud America, negli Stati Uniti e in Sud America, e una piccola parte arriverà anche in Palestina. Prima però va detto che ogni villaggio, no, era sottoposto addirittura a una violenza statale, ben prima dei pogrom. Pensate che ogni villaggio doveva fornire un numero predeterminato di reclute che potevano avere 12 anni o meno. Dovevano fare un servizio militare di 25 anni, durante il quale evidentemente subivano un lavaggio del cervello. Questa era la condizione, peggiorata con l'assassinio di Alessandro II. Risultato, quello che dico essere un po' i principi del sionismo religioso. Nello statuto di un gruppo di Kharkiv, siamo in Ucraina, chiamato Casa di Giacobbe, vieni, camminiamo, si leggono queste parole. Finora gli ebrei hanno dormito, immersi nel sogno menzognero dell'assimilazione. Ora, grazie a Dio, si sono svegliati. I pogrom li hanno destati. Vogliamo una dimora nel paese che ci appartiene, perché registrato come nostro negli archivi della storia. Quindi la Terra Santa è nostra, e da qui arrivare ai ministri tipo Ben-Gvir o Smotrich dell'attuale governo Netanyahu è molto facile, no? Sono quelli che chiamano la Cisgiordania, West Bank in inglese, la chiamano Giudea e Samaria. Ecco, questo è un po' l'idea. E pensate che nello statuto successivo, questo dell'82, si legge dovete avere le armi, dovete imparare a usare le armi, perché là dove arriveremo bisognerà averne conoscenza. L'altri che arrivano fin dall'inizio appartengono al sionismo politico, che fa capo a Theodor Herzl, un ungherese di famiglia ebraica, vissuto a Vienna, giornalista, scrittore e via, che con l'episodio famoso dell'affare Dreyfus del 1893 vede che quell'assimilazione arrivata con Napoleone, con la rivoluzione francese, con l'idea dello Stato laico, no, per cui non c'era differenza tra credente e non credente, cristiano o ebreo, non poteva durare. E infatti intitola una sua opera teatrale, tra l'altro, Il nuovo ghetto. Il ghetto fatto di mentalità e ideologia che colpisce gli ebrei, e come si è dimostrato con l'affare Dreyfus. E per uscire da questo la proposta è: nessuno ha pensato di cercare la terra promessa dove si trova in realtà, dentro di noi. La terra promessa è dove potremo finalmente avere il naso adunco, la barba nera o rossa e le gambe a X, senza essere disprezzati per questo, dove potremo vivere finalmente da uomini, liberi sul nostro suolo, dove l'insultante ebreo potrà diventare un appellativo altrettanto rispettato di tedesco, inglese e francese. Una parola, il nome di un qualsiasi popolo civile. Ebbene, c'erano già gli insediamenti, e questo libro viene tradotto in ebraico col titolo di Tel Aviv. Tel Aviv vuol dire la collina della primavera, ma intendendo collina non la collina formazione orografica naturale, bensì
il sovrapporsi delle civiltà. Ed è così che nel 1908, vedete, comincerà il primo incontro per costruire la città che poi diventerà a lungo capitale. Ecco, questo sionismo politico vede l'arrivare in Terra Santa come un traguardo collettivo, no? Con una determinazione e una presunzione di essere nel giusto e nel vero fortissima, che si legge anche in 1904, siamo sempre lì, il signore un po' più grosso, Menachem Ussichin, scrive: "La terra si ottiene nel mondo moderno in 3 modi: con la forza, ovvero la conquista militare", e da qui tutte le guerre combattute da Israele confermano la prima ipotesi, il primo modo. Con l'esproprio basato sull'autorità di un governo, gli insediamenti in Cisgiordania, o tramite la compravendita. Ecco, questo è quello che succede, agli inizi, vale a dire alla fine dell'800. Però sia il sionismo che mira a costruire uno Stato di Israele su base religiosa o su base politica, entrambi hanno in comune un forte pregiudizio verso la Terra Santa. E il pregiudizio è questo: una terra senza popolo per un popolo senza terra, che viene addirittura da uno scritto di Mark Twain che nel 1867 era andato in Palestina e l'aveva descritta con queste parole: desolata, distesa silente e lugubre, non c'è operosità, non abbiamo incontrato anima viva. In realtà quello che scrive è vero, ma è solo in parte vero, perché effettivamente c'erano delle case abbandonate, ma erano lì dove andavano i palestinesi, gli arabi, chiamiamoli solo arabi per il momento, che vivevano sulle colline dove non c'era pericolo di malaria, pericolo di incursioni dei beduini, e che solo in certe occasioni, semina, raccolto, si trasferivano nelle terre coltivate. Era una popolazione effettivamente primitiva, perché si parla di un'agricoltura di sussistenza a fianco di allevamento e pastorizia. E soprattutto si parla di quello che era ancora l'impero ottomano, che rimane tale fino alla Grande Guerra. E come vedete non c'è nemmeno una differenza di quelle che conosciamo noi oggi: Siria, Libano, Giordania, Iran, Iraq, Palestina, Israele, Turchia, perché era un impero che stava unito, ed è il quotidiano ufficioso di Istanbul che scrive, sulla base della religione musulmana. L'Islam non è solamente una religione, è una nazionalità. Tutto questo fa sì che si parli della Terra Santa coi termini ancora biblici: Giudea, Samaria, Galilea, no, che vedete a fianco. Tutto questo esplode con la Grande Guerra. L'impero ottomano si allea alla Germania e all'Austria per non essere a fianco della Russia, che gli aveva mangiato un bel po' della penisola balcanica e delle terre. I tedeschi sperano che, e questa è una cartolina beneaurale, che gli ottomani riescano a scalzare il dominio inglese sul canale di Suez in Egitto, però s sovrastimano, sopravvalutano la capacità del sultano di contare sui popoli che aveva sotto il suo impero. E questo perché la nazione araba cominciava a risvegliarsi. Questo è un libro del 1905 che parla appunto
del Kurdistan ai curdi, dell'Armenia agli armeni, della Turchia ai turchi, dell'Albania agli albanesi, cioè l'idea della indipendenza nazionale. Su questa idea dell'indipendenza nazionale, in piena Grande Guerra, fa leva Lawrence d'Arabia, solleticando le ambizioni dello sceriffo della Mecca e promettendogli di avere un grande stato arabo sotto alle sue dipendenze, se si fosse alleato con gli inglesi per scalzare l'impero ottomano. Così succede, le promesse politiche sono sostenute da 11 milioni di sterline, fucili, e quindi hanno risultato. Tant'è che nel dicembre del 17 arrivano gli arabi e gli inglesi a conquistare Gerusalemme. Però c'è un gran però anche in questo caso, che è l'accordo che era stato siglato l'anno prima, addirittura a gennaio, tra Francia e Gran Bretagna, per dividersi le spoglie dell'impero ottomano. E c'è la cartina dove è scritto una linea tracciata con la matita dal rappresentante inglese, che divide una linea che purtroppo è ancora oggi vera, quello che è sotto l'influenza inglese al di sotto e quello che invece è sotto l'influenza francese, con le differenze che conosciamo, ahimè, anche oggi. Siria, Libano finiscono sotto la Francia, Giordania, Palestina e Iraq attuali finiscono sotto l'Inghilterra. Quindi durante la guerra le promesse così eclatanti agli arabi, ma nello stesso tempo la terra promessa è anche agli ebrei, ed è la dichiarazione Balfour datata 2 novembre del 17, il ministro degli esteri inglese, che leggiamo: il governo di Sua Maestà vede con favore lo stabilirsi in Palestina di una sede nazionale per il popolo ebraico e userà i suoi migliori sforzi per il raggiungimento di questo fine. E questa è la chiave di tutto, perché gli inglesi si impegnano con le associazioni ebraiche, ma nello stesso tempo si erano impegnati con gli arabi. Dice Lawrence d'Arabia, la terra promessa 2 volte. E il motivo, qualche settimana dopo, lo stesso ministro dice: il sionismo, giusto o sbagliato, buono o cattivo, affonda le radici in tradizioni millenarie, in necessità attuali e speranze future, la cui importanza è ben più profonda dei desideri, dei pregiudizi dei 700.000 arabi che ora vivono in quell'antico paese. Cioè, gli arabi contano poco, gli ebrei che vengono dall'Europa contano agli occhi degli inglesi molto di più, essendo loro molto più europei. Finisce la guerra, vado un po' veloce, il 2 novembre del 18, giorno che l'anno prima era stata la dichiarazione di Balfour, gli ebrei di Gerusalemme festeggiano. Però subito dopo i notabili musulmani della stessa città mandano una petizione che vediamo: abbiamo visto ieri una gran folla di ebrei riempire le strade e sventolare bandiere che urtano e feriscono l'anima. Essi dichiarano scopertamente che la Palestina, la terra santa dei nostri padri, il luogo di sepoltura dei nostri antenati, da molto tempo abitata dagli ebrei che l'hanno amata e sono morti per difenderla, è adesso un focolare nazionale a essi destinato dagli arabi. E l'autorità, l'alto commissario inglese annota: stiamo conficcando un corpo estraneo e detestato nel cuore stesso dell'Islam. E a questo punto è il capo dell'ufficio coloniale, un certo Winston Churchill, che cerca di mettere in ordine le cose, combinare le 2 promesse, quella agli arabi e quella agli ebrei.
e lo fa con una conferenza di 10 giorni del marzo del 21, dove ci sono militari e funzionari di Stato. Solo 2 arabi, in realtà uno è di famiglia ebraica, solo una donna, archeologa, esploratrice, un bel tipo che aveva scritto un libro intitolato Il deserto e il campo coltivato, ed è lei che sostiene gli ebrei fuori dalla Palestina, però è l'unica. Winston Churchill decide di tenere il piede in 2 staffe, per cui all'emiro Abdullah offre il regno di Giordania, la Palestina rimane sotto il controllo inglese e al fratello, sempre figlio dello sceicco della Mecca, Faisal, attribuisce il regno dell'Iraq. E già questo vuol dire, in qualche modo, riconoscere le promesse fatte agli arabi. Anche se, guardando in avanti, Faisal era sunnita, cioè concezione laica dello Stato, e finisce in un regno, l'Iraq, che era sciita, e tutti i problemi venuti poi vengono anche da questa scelta. In ogni caso, per gli ebrei viene deciso che lo spartiacque è il corso del fiume Giordano, quindi al di qua del Giordano potevano insediarsi gli ebrei, al di là no. Quindi Giordania, che si chiamerà Transgiordania per un periodo, e Iraq non avrebbero avuto gli ebrei. Notate che la Siria e il Libano sono sotto i francesi. Nascono le Nazioni Unite e agli inglesi, con queste premesse, viene dato il mandato per la Palestina, dove al primo punto è scritto rispettare la dichiarazione Balfour, cioè fare qualcosa per gli ebrei. E a questo punto, anche se c'è il limite, non ci devono essere discriminazioni tra gli arabi in qualche modo, vien fuori una battaglia di confini, ma quella più importante è demografica, e gli inglesi danno spazio abbondante all'arrivo degli ebrei, in nome della dichiarazione del 2 novembre del 17. Lo vediamo qua. Fino al 25 la crescita degli arrivi degli ebrei ogni anno esplode, no, da 10.000 arrivano a oltre 30.000. Questo per effetto della legge del Cairo e perché nel 21 gli americani avevano detto: "Basta immigrati". Una legge, che non mi ricordo più il nome, diceva: per i polacchi, che sono tot in negli Stati Uniti, possono arrivare solo il 10% in più. Lo stesso per gli ebrei, lo stesso per gli scandinavi, lo stesso per i tedeschi, e quindi il picco degli arrivi in Terra Santa si lega così. Però la disponibilità delle terre, le capacità dell'organizzazione dell'agenzia ebraica fanno sì che negli anni successivi l'arrivo diminuisca enormemente. Poi arriva Hitler e dal 33 la discriminazione nei confronti degli ebrei in Germania è talmente forte che gli arrivi aumentano e vedete nel 35 siamo oltre 60.000 solo quell'anno. A questo punto, lo diremo tra breve, la grande rivolta araba e di nuovo diminuisce. Comunque torniamo agli inizi, subito dopo il 1921. Arrivano questi nuovi ebrei e devono trovare terreni per lavorare, cominciando dal deserto o dalle colline. Ma la cosa più importante è scritta nel mandato, è che viene a nascere con l'aiuto degli inglesi, un'agenzia ebraica molto organizzata, molto compiuta, che si divide in Consiglio nazionale, un Parlamento, e
vediamo qua, esecutivo sionista palestinese, cioè una specie di governo, con un sistema fiscale autonomo e forme avanzate di autogoverno. Per che cosa? Per costruire canali, pozzi, e come vedete non ci sono notate arabi che lavorano, per costruire i kibbutz, e i kibbutz sono fondamentali perché mettono la conquista ebraica della Palestina alla stessa stregua di quello che è accaduto in Australia o negli Stati Uniti, cioè estromissione sistematica di chi già ci abitava. E questo è il fatto del kibbutz, perché il kibbutz doveva essere autosufficiente con forme di comunismo, non c'era proprietà privata, asili nido per tutti i bambini, tutte forme così, però buttando fuori gli arabi. E si diffondono frutteti, agrumeti, uliveti, vigneti, 2 cifre. Nel 1920 partono dalla Palestina 830.000 casse di agrumi, 10 anni dopo sono 15 milioni, e per questo occorrono porti da costruire, Tel Aviv, o da potenziare, Haifa, oppure e poi ci sono il sistema dei vigili del fuoco, un sistema di strutture sanitarie, anche se aiutavano pure i palestinesi, una rete elettrica, centrali e un sistema scolastico autonomo e ben funzionante. Nel 25 già venne inaugurata a Gerusalemme l'università, e come vedete ci andavano ragazze, che è una cosa che non c'entra niente con la cultura islamica. E le scritte vedete nell'ordine ebraico, inglese e arabo. Rete di trasporti, aeroporti, ferrovie, banche, anglo-palestinese si chiama, ma anche un sistema di difesa militare. 2 organizzazioni, l'Haganah, che serviva a difendere i kibbutz, e un'altra ancora più radicale che fa capo a questo Vladimir Jabotinsky, sionista di origine russa, che scrive nel 23 un'opera intitolata, vedete, Il muro di ferro, noi e gli arabi, dove leggete un po' i suoi principi che dicono la difesa del noi contro gli arabi, e di conseguenza questo si chiamerà Irgun, ed è il nucleo che poi porterà al Likud dell'attuale primo ministro israeliano. Ebbene, la tessera dell'Irgun dice tutto, perché si vede al di qua e al di là del Giordano terra di Israele. Questa è l'idea, cioè non noi e la Giordania, come aveva pensato Churchill, ma molto di più. E infatti una sua affermazione ripetuta era: non possiamo attraversare la storia sotto scorta britannica, quindi dobbiamo essere militarmente forti. La sicurezza sarà un'ossessione, è un'ossessione dello Stato di Israele, continua a esserlo per sicurezza, costruiscono muri, chiudono e via, questo è il sistema. Comunque fatto è che durante il mandato, con l'aiuto degli inglesi, nasce uno Stato nello Stato, autonomo, organizzato e via. E gli arabi, i palestinesi, agli inizi sono forme di protesta, scioperi, disobbedienza civile, rifiuto di pagare le tasse. Qui siamo 8 marzo del 20. Ogni ricorrenza dell'anniversario della dichiarazione Balfour, sciopero e bandiere nere in segno di lutto, però ben presto arrivano le violenze, gli scontri, che agli inizi sono etichettati come delinquenza comune. Prendono di mira i kibbutz, gli insediamenti, bruciano
i depositi, i granai, rubano gli animali, i cavalli, le mucche, però ci sono anche uccisioni e esempi appunto di manifestazioni violente che fino a un certo punto sono etichettate come delinquenza comune. Ma dovete tener conto che gli inglesi avevano 292 poliziotti e meno di 100 soldati. Quindi è ben vero che lasciano aperta la strada agli ebrei di far quello che vogliono, di organizzarsi militarmente, però è anche vero che da soli gli inglesi non potevano fare. Le cose diventano dall'antisionismo al nazionalismo palestinese, diventano ancora più radicate nella contrapposizione quando si tiene a Gerusalemme il primo congresso islamico mondiale, 145 delegati di 22 paesi, e chi organizza tutto è il Gran Mufti di Gerusalemme, il capo islamico del territorio, che in prima fila a sinistra col copricapo bianco. Ebbene, loro sono esplicitamente dalla parte degli arabi e contro tutto quello che era accaduto fino a quel 1931. E la dichiarazione che viene presentata subito dopo dice tutto. Siamo contro la politica del governo inglese, una politica che, se continua, avrà come risultato la sostituzione degli ebrei al posto degli arabi. Questa politica è contraria alle promesse fatte di uno Stato arabo, palestinese, e a quello che sono anche i 14 punti di Wilson che avevano chiuso la Grande Guerra, soprattutto il punto che parlava di autodeterminazione dei popoli. Il governo inglese va contro tutte queste cose, per cui se non cambia noi ci mettiamo contro gli inglesi e ovviamente anche gli ebrei. Ecco, sciopero generale completo, ed è quello che succede. Però, ritornando a quella sequenza degli arrivi, no, vedete che nel 35, dove c'è il picco degli arrivi, dobbiamo dire che le basi del sionismo sono ormai stabili: la scuola, i trasporti, gli ospedali, i servizi vari. La divisione economica precede quella politica ed è già in fase avanzata. Sotto vedete che gli ebrei nel 19 erano circa il 10%, sono il 20 nel 31, nel 39 a fianco di 1 milione di arabi, 460.000 ebrei. E a questo punto gli ebrei pensano di poter fare da soli. Hanno gli strumenti, hanno l'appoggio, hanno l'organizzazione, e lo vediamo già in questo che è l'Histadrut, cioè il sindacato, che nel 37, la fotografia, l'immagine successiva, ma non ci interessa, scrive: l'obiettivo fondamentale è la conquista del lavoro. Non importa quanti arabi siano senza lavoro, essi non hanno diritto a nessun impiego che potrebbe essere svolto da un ebreo. Nessun arabo può vantare diritti su posti di lavoro nelle imprese ebraiche. Se poi gli arabi possono essere sloggiati anche da altri impieghi, tanto meglio. E il primo libro che vi consiglio, Il conflitto israelo-palestinese, di James Galvin dell'Università della California, spiega bene questo passaggio. Più ebrei arrivavano in Palestina, più gli agenti sionisti acquistavano terre. I prezzi balzarono nelle stelle e tutti cominciarono a vendere. Quando anche le grandi proprietà terriere cominciarono a scarseggiare, allora
gli agenti sionisti cominciarono ad acquistare i piccoli apprezzamenti. Nel 1931 gli acquisti avevano comportato l'espulsione di circa 20.000 famiglie dalle loro terre. Nel giro di pochi anni la percentuale di agricoltori palestinesi raggiunge il 30%, mentre il 75-80% dei proprietari dispone di appezzamenti insufficienti per la sopravvivenza. Il sionismo, fino allora qualcosa di astratto, diventa una presenza tangibile. E nel 1935, alla fine di quell'anno, 2 episodi fanno la famosa goccia che fa traboccare il vaso e danno vita alla grande rivolta araba. Il primo è l'arrivo di questa nave belga che doveva scaricare contenitori di cemento. Gli inservienti arabi al porto ne rovesciano per sbaglio uno e vengono fuori 25 mitragliatrici, 800 fucili, 400.000 proiettili per Haganah e Irgun, le 2 organizzazioni ebraiche militari. Secondo episodio, Ezzedin el-Qassam. I missili lanciati il 7 ottobre si chiamano Qassam. La brigata più violenta di Hamas è Qassam. Era il figlio di contadini, predicatore musulmano della moschea di Haifa, che aveva organizzato forme di resistenza, diremo oggi, con cellule che facevano azioni di guerriglia contro gli ebrei sionisti e contro i britannici. È ucciso in uno scontro a fuoco il 20 novembre del 1935 ed è lui che declina la rivolta contro gli ebrei e contro gli inglesi in termini religiosi. Questo perché gli arabi di Palestina erano analfabeti dal 70 all'80%, quindi non avevano conoscenze come nell'Ottocento avevano i nostri risorgimentali, non avevano idee politicamente, ideologie, visioni, strategie. Ed è la religione che fornisce loro l'armamentario ideologico, la guerra santa, la jihad. Quindi la Palestina ci convoca a combattere sulla via di Dio affinché il mondo possa farsi testimone dell'unità della nazione, quella unità islamica di cui dicevamo parlando dell'impero ottomano. Risultato: attentati di tutti i generi, no, sabotaggi. Qui siamo nel 1936, un autobus con tutte le protezioni perché lanciavano sia pietre ma anche bombe, e qua l'automobile la capite da soli. Nel 1936 vedete uccisi, forze di difesa, polizia, arabi 195 solo in 6 mesi, ebrei 80, non arabi 2. E quindi questa è la situazione, una situazione che sfugge di mano agli inglesi. E gli inglesi, sarebbe più giusto chiamarli britannici, mandano una commissione di studio. Arrivano guidati dal conte William Peel, già ministro per l'India, per cercare di capire le ragioni dei disordini e dare consigli al governo, cosa fare. Dal novembre del 36 a luglio del 37 raccolgono riflessioni sia degli arabi che degli ebrei e producono un rapporto che viene pubblicato il 7 luglio del 37, molto dettagliato, 400 pagine, si trova in internet, merita, perché c'è spiegata tutta la storia che vi ho raccontato, molte delle cifre che vi ho presentato di vario genere, e si fa proprio la storia, la situazione, la geografia, le migrazioni, l'organizzazione politica, l'organizzazione scolastica, tutto. La conclusione però è questa: più gli arabi diventano numerosi, benestanti e istruiti, tanto più si fa pressante in loro la richiesta di indipendenza nazionale e si identifica il loro odio per ciò che lo ostacola. Quanto più il focolare nazionale del popolo ebraico matura e si radica, tanto più cresce la sua fiducia nei propri mezzi e la sua ambizione. La Commissione, in riferimento alle rimostranze arabe ed ebraiche raccolte, ritiene che queste si ripeteranno. Accogliere sarebbe solo un palliativo
che non può risolvere la malattia di cui soffre la Palestina, non può curare il problema. La malattia è così radicata che l'unica speranza di cura è un'operazione chirurgica, e l'operazione chirurgica, no, 37, è dividere la Palestina in 2, da una parte gli arabi, dall'altra, chiamiamoli già palestinesi, dall'altra gli ebrei. Questo è il 20% del territorio agli ebrei, la maggior parte alla Palestina, che sarebbe stata unificata con la Giordania. Questa è la proposta che non viene accolta né dagli uni né dagli altri. Si rinfocolano le contrapposizioni invece che appianarsi, le violenze, e qui c'è un salto di qualità nelle 2 organizzazioni militari ebraiche. Abbandonare la mentalità da fortezza, questa è l'idea, ovvero capire che non bisognava stare lì a difendere gli insediamenti, aspettare l'attacco degli arabi, bisognava fare rappresaglie, andare loro contro, attaccarli nei loro stessi villaggi. E il personaggio, una figura incredibile che spinse a fare questa scelta, è un ufficiale inglese, famiglia scozzese, nato in India, esperto di guerriglia, odiato da tutti per 2 buoni motivi: mangiava sempre aglio per tener lontani i batteri e gli spiriti, e non si lavava mai per tenere pulita la pelle, così era. Fatto sta che questi era addetto all'intelligence e insegna alle 2 organizzazioni ebraiche una nuova organizzazione, ovvero un unico punto di comando, non ogni insediamento che poteva decidere i movimenti e gli spostamenti. Secondo, organizzazioni, compagnie rurali molto piccole e mobili, che lavoravano insieme con gli inglesi. E qua c'è l'esempio, lui è al centro dell'immagine più grande, e nella immagine più piccola si vede un suo discepolo che diventerà il generale Moshe Dayan. E in questo modo ci sono le formazioni che vanno in giro e attaccano preventivamente. Quanto all'Irgun di Jabotinsky, attentati contro la popolazione araba, e c'è una lista infinita. 11 novembre 37 alla stazione dei Pullman, luglio un militante travestito da arabo colloca 2 grossi contenitori di latte pieni di tritolo al mercato, morti e feriti ovunque. A quel punto l'Inghilterra può mandare tutte le truppe necessarie per bloccare la rivolta all'indomani della conferenza di Monaco del settembre del 38, quando Hitler avrebbe promesso che puntini puntini, e Chamberlain torna sventolando la carta firmata da Hitler, tutto falso. Però il risultato è che l'esercito inglese può rimpinguarsi, e questo è il risultato. A New Jerusalem built for peace, today is the center of turmoil and riot. British patrols in the city adopt the sternest methods to keep order. Legge marziale. Snipers have been responsible for many killed and injured. All visitors are searched for weapons. In the heart of the city is a blazing lumberyard, typical of the outrages that have occurred. Punizione collettiva dei villaggi, assassini mirati, deportazione, distruzione con l'esplosivo delle case dei presunti terroristi. Questo facevano gli inglesi nel 38. Ecco, il governo riesce a stroncare la rivolta araba. Vengono imprigionati decine di migliaia i palestinesi e soprattutto i loro capi. E ci sono le conseguenze politiche. Una nuova commissione viene mandata nel 38
fa le sue analisi, dice che il progetto della commissione precedente non era praticabile e il risultato è questo. Il rapporto, dice il primo ministro Chamberlain, il rapporto della commissione rivela che le difficoltà politiche, amministrative e finanziarie implicite con la proposta di creare in Palestina 2 stati sono così grandi che questa soluzione è impraticabile. Convoca palestinesi ed ebrei in una conferenza a Londra, non vanno assolutamente d'accordo, rifiutano di parlarsi e il risultato è il cambiamento totale, abbandono della dichiarazione Balfour. Il governo di Sua Maestà dichiara che non è assolutamente nelle sue intenzioni trasformare la Palestina in uno stato ebraico. Siamo pochi mesi prima dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale e le conseguenze pratiche sono immediate. Limite o divieto all'acquisto di terre da parte degli ebrei. E qua vedete dove è più scuro, gli ebrei non potevano comprare la terra. Contingentamento dell'immigrazione, non più di 75.000 nuovi arrivi di ebrei in 5 anni. E poi la promessa molto generica di costruire uno Stato palestinese binazionale entro un decennio. I palestinesi protestano anche gli ebrei perché era il momento in cui Hitler era al culmine e quindi avevano bisogno di una possibilità di arrivare e le 2 organizzazioni si danno da fare costruendosi armi rudimentali come questo mortaio, però in qualche modo efficaci e soprattutto mettendo in piedi un'organizzazione che durante la Seconda Guerra Mondiale prenderà dai grandi magazzini in Egitto e in Palestina degli inglesi armi, munizioni, cannoni, equipaggiamenti e via. Quanto ai palestinesi, il Gran Muftì di Gerusalemme che li governava fa la scelta coerente con quello che abbiamo detto fin qua, che però alla fine si dimostrerà sbagliata, perché andrà nelle braccia di Hitler, andrà a visitare un campo di sterminio e nel caso in cui Rommel fosse arrivato a occupare tutto l'Egitto e a risalire la Palestina, avrebbe dato una buona mano all'eliminazione degli ebrei della Palestina. Questo era il progetto e come capite, finita la guerra, si trova dalla parte sbagliata. Però finita la guerra, le posizioni sono sempre più contrapposte e gli inglesi tengono duro sul blocco degli arrivi. Gli ebrei si organizzano, conferenza a New York contro i blocchi e altrettanto fanno gli arabi che danno vita alla Lega Araba. E questo merita dire perché è scritto: gli stati arabi dichiarano di non essere secondi a nessuno nel biasimare le sofferenze inflitte agli ebrei europei. Ma il problema di quegli ebrei non dovrebbe essere confuso col sionismo, perché non potrebbe esserci ingiustizia e violenza peggiore che risolvere il problema degli ebrei europei commettendo un'ingiustizia verso gli ebrei della Palestina. Scusate, non ho detto mai, gli arabi della Palestina. E questa è la situazione. Quindi gli ebrei non possono arrivare in Palestina perché gli inglesi si tengono fermi a quel libro bianco che aveva chiuso la strada. Durante la guerra gli ebrei danno vita alla brigata ebraica, l'unica a combattere con una bandiera propria. 20 settembre del 44 combatte in Italia. Finita la guerra si trova la brigata ebraica nella zona del Tarvisio e qua Most difficult part of the trip lies ahead. A trek across alpine passes on the way to the sea. E qua c'erano tutti gli ebrei scampati ai campi di concentramento che non avevano più case, non avevano più nulla e che chiedono di andare
a vivere in Palestina. E le immagini sono riferite ai passi alpini più nascosti, Pramollo, Passo Stalle, da dove, dall'Austria e dalla Germania, gli ebrei transitavano aiutati proprio dalla brigata ebraica per arrivare in Italia. Lasciamo ancora, perché dicono le difficoltà che vivevano queste persone che avevano il miraggio della Terra Santa e della terra di Israele. Ma perché in Italia? Perché c'è una storia incredibile. Ada Ascarelli, appartenente a una famiglia ebraica nobile di Roma, arrivata nella capitale con la diaspora dalla Spagna, che aveva sposato un suo compagno di scuola che era Enzo Sereni. Erano andati ad abitare giovanissimi, con la bambina ancora in fasce, in Palestina, e qui avevano partecipato alla costruzione di uno dei kibbutz e vivevano nelle tende finché le case erano costruite. Erano nati altri bambini, ma il padre, Enzo, si era arruolato con la brigata ebraica, paracadutato in Italia, preso subito dai tedeschi, fucilato ad Dachau nel novembre del 44. Per cercarlo, non avendo più avuto notizie, Ada, sua moglie, torna in Italia e qui organizza, cioè, i nomi non importano, tutta una serie di sistemi per prendere questi ebrei che arrivavano dalla Germania, dall'Austria, dei campi, caricarli su delle navi attrezzate apposta per andare in Palestina. Una di queste navi viene attrezzata al porto di Venezia e, con un po' di tempo, forse sì, dai, vi dico, lei disse che doveva servire a portare pecore, per cui dall'Australia in Europa, per cui dovevano esserci tanti soppalchi, grossi serbatoi di acqua dolce, ma anche docce e servizi igienici, cosa che i veneziani cominciarono a stupire. Gli inglesi, che sapevano lo scopo, la fecero affondare l'MI6 famosa, da quelli che erano appartenuti, vedete le date, alla 10ª MAS fascistissima. Quindi fu messa una mina sulla prua, la nave partì, però la mina con i marinai che avevano saputo esplose quando era ancora al porto, per cui salvarono la nave. A Pellestrina c'è ancora questa lapide che è stata posta giustamente. Delle 69 navi partite dall'Europa, 37 sono partite dalle coste italiane e arrivavano in Terra Santa e esponevano queste scritte: i tedeschi hanno distrutto le nostre famiglie, le nostre case, non distruggete le nostre speranze. Però gli inglesi li accolgono con la polizia, li caricano nei treni e li portano prima nel campo di concentramento di Atlit vicino ad Haifa e poi in un campo ancora più grande all'isola di Cipro. E sono addirittura 53.000 immigrati che finiscono all'isola di Cipro. E a questo punto però è da dire che ci fu un'organizzazione molto efficace, perché dentro, prima di cosa, c'erano dei cunicoli sotterranei che passavano sotto la recinzione del campo in maniera tale che arrivavano ed entravano persone. Seconda cosa, ai giovani in età di leva venne fatta tutta una serie di lezioni di addestramento militare che poi servirà quando nascerà Israele e ci sarà la guerra contro gli arabi. Questo per dire. Comunque queste sono un po' le condizioni in cui si trovavano, presi e messi in campo di concentramento. A questo punto
le due organizzazioni d'accordo avviano tutta una serie di attentati prendendo di mira gli inglesi, e il maggiore attentato è quello che accade il 22 luglio del 46. Contenitori di latte pieni di esplosivo trasportati nei sotterranei del King David Hotel di Gerusalemme vengono fatti saltare, 6 piani, 90 morti e 200 feriti. A quel punto gli inglesi dicono: cosa facciamo qui? Gli schemi proposti sia dagli arabi che dagli ebrei non ci sembrano accettabili, né siamo in grado di imporre una nostra soluzione. Le attività terroristiche si intensificano, viene il 31 marzo bruciato il deposito di petrolio ad Haifa, e a quel punto gli inglesi danno tutto in mano all'ONU, che era appena nata, e si trova ad affrontare come primo grande scoglio della sua vita questo problema. Dà vita a un'ennesima commissione. Australia, Canada, Cecoslovacchia, Guatemala, India, Iran, Nederland, Olanda, Svezia, Uruguay, Jugoslavia erano tutti giuristi e diplomatici, molti dei quali non avevano nulla, non sapevano nulla della Palestina. Arriva a Gerusalemme, anche qua ascoltano le varie campane, gli arabi non si fanno nemmeno vedere, rifiutano, perché secondo loro la soluzione era una Palestina araba e senza inglesi e senza ebrei. Gli ebrei invece organizzano degli interpreti delle rispettive lingue. Pochi giorni dopo che erano arrivati, l'Irgun impicca 2 poliziotti britannici, ma l'episodio più clamoroso è etichettabile propagandistico ed è la famosa storia della nave Exodus, con 4.500 profughi ebrei, partita dalla Francia, arriva giusto, guarda caso, al momento in cui la commissione è al porto, vengono fatti scendere i 4.500, alcuni feriti, altri dopo che le navi da guerra inglesi avevano cercato di bloccare l'arrivo, vengono tutti caricati su 2 navi prigione, così ne parla l'articolo francese, i bagagli buttati a mare, tentativo di tornare in Francia, dove la Francia si guarda bene da accoglierli, e a quel punto vanno a finire in Olanda, che era sotto l'occupazione inglese, e vanno a finire, guarda caso, negli stessi lager che erano stati usati da Hitler. Per cui la frase è evidente: dai lager ai lager fino a quando? E a questo punto la commissione dell'ONU pensa: continuità del mandato inglese, amministrazione dell'ONU, fare delle piccole province arabe ed ebraiche federate, modello svizzero, un unico Stato arabo, un unico Stato ebraico, partizione, come era nel 1937, oppure una parità binazionale. La conclusione, settembre del 1947, tutti d'accordo che gli inglesi se ne vadano, però cosa fare? La prima ipotesi è uno Stato federale, quindi un'unica organizzazione economica, e i territori inglesi, scusate, ebraici ed arabi separati. Oppure una partizione più completa con da una parte gli arabi autonomi e dall'altra gli inglesi autonomi. Però interessante perché ognuno dei 2 stati controllava l'altro, perché vedete c'erano dei piccoli passaggi molto stretti che potevano anche essere chiusi. Le 2 posizioni, ovviamente una di maggioranza e una di minoranza, vengono portate all'assemblea. L'Inghilterra dice: arrangiatevi, non voglio più saperne, non voglio più avere responsabilità, e a questo punto una nuova commissione rivede il piano.
dando più spazio agli arabi in modo tale da bilanciare. Però interessante, così vado più veloce, l'Economist studia il piano dell'ONU e lo giudica tanto ingiusto quanto impraticabile, perché gli ebrei avevano la gran parte, 2/3 della superficie del paese, tutti i porti, tutte le industrie migliori, tutti i terreni coltivabili migliori, e i palestinesi avevano risorse inferiori che non avrebbero permesso loro di sopravvivere. E quindi questo è il punto. I palestinesi non capivano perché si facesse pagare loro il conto dell'olocausto. Risultato, rinviata 2 volte perché non era decisa sicura che la risoluzione passasse, trasmessa per radio con la risoluzione 181 che fa nascere lo Stato di Israele, 33 voti a favore, 13 contrari, 10 astenuti, tra i quali l'Inghilterra. Da notare, tra parentesi, che non c'è l'Italia, perché arriverà solo negli anni 50 l'Italia all'ONU. A questo punto, già all'approvazione della risoluzione che dà vita allo Stato di Israele, riprende meglio la guerra civile, no? Con violenze di tutti i colori, un taxi dove gli ebrei avevano sparato uccidendo 12 arabi, 2 poliziotti, una bomba, e a questo punto viene a essere organizzato dagli ebrei con l'Haganah un piano molto dettagliato. Siamo nel marzo del 48, pochi mesi dopo la risoluzione dell'ONU, e questo piano punta, vedete nelle zone in rosso, a modificare a proprio favore quella che era la risoluzione. Quindi niente Gerusalemme internazionale, niente porti ai palestinesi e le zone più importanti sotto il controllo degli ebrei. Questo è il punto. Ecco, per arrivare a questo, la prima mossa era controllare il territorio, e controllare il territorio voleva dire distruggere i paesi, i villaggi palestinesi da dove arrivavano gli attentatori. E questo succede il 9 aprile del 48, un paesetto vicino a Gerusalemme, Deir Yassin, dove vengono uccisi un centinaio di civili inermi, tra cui donne e bambini. E questa è la situazione. Le notizie di queste eliminazioni dei cittadini palestinesi dei villaggi si diffondono e i palestinesi se ne scappano, un po' come sta succedendo ai nostri giorni. E arrivano le truppe dell'Haganah che sono in villaggi vuoti. Risultato: i profughi palestinesi finiscono in Egitto, Libano, Siria, Giordania, diventano un fattore destabilizzante per tutti questi paesi, no? E si trovano a sopravvivere di stenti, come tutt'oggi, o di aiuti internazionali. Però altrettanto era successo con la Lega Araba nel settembre del 47, che aveva dato vita a un nucleo, un esercito di liberazione arabo, il cui simbolo, vedete, è inequivocabile, si legge chiaramente. Bene, è in questa situazione di violenza estrema, con le truppe britanniche che se ne stanno andando, che purtroppo non si legge bene tutta, ma ve lo dico io, che viene proclamato da Ben Gurion lo Stato di Israele. L'ONU non è ancora arrivata, non ha ancora fatto partire il piano che avrebbe dovuto contemporaneamente far nascere uno Stato palestinese. Ben Gurion
taglia la strada. E nella sua dichiarazione non c'è un generico riferimento alla risoluzione, non ci sono riferimenti ai confini e tutto si gioca sull'esercito. Questa è la guerra convenzionale, queste sono le truppe della Lega Araba che attaccano violentemente. Gli ebrei però lo Stato neonato ha un esercito già organizzato, già agguerrito e soprattutto capacità militari di comando e industria bellica sufficiente. L'ONU manda un mediatore, tra parentesi capo scout della Svezia, nipote del re di Svezia, è l'unico che non ha la sigaretta, il quale viene nominato già il 20 maggio, quando la guerra era scoppiata, fissa una tregua e propone un ennesimo piano che vedete qui di fianco, costruito sulla base della disposizione sul territorio dei due eserciti, in modo che non era la risoluzione 181, però in qualche modo poteva garantire una sopravvivenza di tutti e due gli stati, uno arabo e uno ebraico. Gli ebrei, eccolo qua, 18 settembre lo fanno fuori, si chiamava Bernadotte, conte Bernadotte. Vanno avanti a spada tratta, infischiandosene dei progetti dell'ONU, no, tant'è che il presidente Truman ebbe a esprimere la sua profonda preoccupazione per i possibili sviluppi che provavano quello che sosteneva il Dipartimento di Stato circa l'aggressività di Israele e la sua assoluta noncuranza delle decisioni delle Nazioni Unite. Risultato, quello che era il piano dell'ONU e quello che invece è la fine della guerra. La guerra diventa guerra di indipendenza e il punto fondamentale, anche qui purtroppo ahimè manca tutta la didascalia, è Ben Gurion che dice al ministro, di cui leggevo prima un commento, degli esteri: non dobbiamo cercare nessuna pace, per noi bastano armistizi. Questa è la situazione. Il risultato è che tutti i paesi arabi circostanti si rifiuteranno per decenni di riconoscere Israele. Questa è una cartina della Giordania e si legge invece che Israele, territori occupati della Palestina. Risultato, non ci sono confini permeabili, chi ha il timbro israeliano sul passaporto non può andare nei paesi arabi, non ci sono ambasciate, non c'è collaborazione economica, le industrie che lavorano per Israele vengono boicottate e addirittura, l'ho scoperto da poco ma credo sia utile dire, pallacanestro e calcio, le squadre di Israele vengono a giocare in Europa, nei campionati europei, perché i paesi arabi non le hanno volute. Questa è la situazione. E ancora più evidenti le parole del rappresentante di Israele all'ONU, che ammessa l'11 maggio del 49 Israele. Gli accordi di armistizio del 49 sono sufficienti per noi. Se corriamo dietro alla pace, gli arabi ne domanderanno il prezzo, o territori, o il ritorno dei rifugiati, o le due cose insieme. Meglio aspettare qualche anno. Tant'è che con la Siria hanno ancora oggi l'armistizio, non c'è un riconoscimento reciproco, tanto per fare un esempio che ricordo. Con l'Egitto arriverà molto tardi. Ecco, a questo punto mi avvio verso una quasi conclusione, così abbiamo un po' di tempo per qualche domanda o per approfondire qualche aspetto che vi interessi, che non ho toccato. Sempre da questo libro leggo: l'obiettivo della pace è stato mancato prima di tutto perché la potenza dominante, Israele, sia governo che opinione pubblica, ha rifiutato di riconoscere l'altro, il palestinese, come un uguale.
come un essere umano che gode delle stesse prerogative di qualsiasi altro essere umano. Il diritto dei palestinesi alla dignità, alla libertà, alla sicurezza, all'indipendenza è stato sistematicamente subordinato a quello degli israeliani. Non lo ricorderemo mai abbastanza. Gli accordi di Oslo non erano un contratto, e questa è l'immagine, non erano un contratto di matrimonio tra due sposi con uguali diritti e doveri, ma un accordo tra un occupante e un occupato. E l'occupante ha imposto a ogni tappa e con l'appoggio degli Stati Uniti solo il suo punto di vista. Se una decina di accordi sono stati firmati tra il 93 e il 2000, no, la famosa roadmap, solo una piccola percentuale è stata applicata. Non sono stati liberati tutti i prigionieri politici palestinesi di Israele, non è stato costruito il porto di Gaza, i ritardi accumulati, conclude lo storico, logoreranno la pazienza dei palestinesi. E a questo punto arrivo alla mia conclusione, il futuro del conflitto. La scritta in arabo e in ebraico dice: non togliete il ramoscello d'ulivo dalla mia mano. Molte delle immagini che vi ho proposto vengono da questo sito Maxim Watch, che è fatto di donne palestinesi ed israeliane che collaborano in nome, vedete, dei diritti umani. E poi anche devo dire, visto che è una mia scolara, è stata direttrice dell'ospedale pediatrico di Betlemme, Suor Lucia Corradin di Mason, e mi raccontava che quando c'era un problema difficile che loro non potevano risolvere, i medici israeliani erano favorevoli ad accettare i bambini e ad aiutarli, e quindi una collaborazione profonda e sincera, salvo che quel bambino che doveva attraversare la linea di confine non avesse parenti finiti in prigione o denunciati, perché allora non lo lasciavano passare. Altra cosa, ci dovrebbe essere una pace senza vittoria. Solo una pace fra uguali alla fine può durare. Sono le parole del presidente Wilson 8 gennaio del 18, prima della fine della Grande Guerra. Non sono state ricordate allora, né è venuto il nazismo e la Seconda Guerra Mondiale. Meritano di essere ascoltate adesso, secondo me. E l'immagine è quella della pace di Westfalia 1648, perché anche noi abbiamo avuto in Europa una guerra di religione con durata 30 anni, però l'unico modo per uscirne è stato riconoscere l'altro, riconoscere i diritti dell'altro. E su questo, ecco, basta. Ecco. E questa credo sia l'unica conclusione possibile, l'unica cosa possibile. Torno a dire, ci dovrebbe essere una pace senza vittorie, vale anche per l'Ucraina se ci pensiamo. Solo una pace tra uguali può durare. E questo credo sia la verità. Abbiamo un po' di tempo per domande su argomenti che non ho toccato che potrebbero interessarvi. Grazie intanto. Grazie a Francesco Tessarolo per questa amplissima racconto e descrizione dei fatti storici che sicuramente ci aiutano a capire meglio l'attualità. Credo che abbiamo pochissimi minuti ancora, se qualcuno vuole fare un intervento. Grazie, argomento interessantissimo, relazione incredibile nella capacità di chiarire una serie di dinamiche prima della guerra. Prima, più vicino. Allora, velocemente, a informazione di tutti per l'attualità, ma tantissimi potrebbero essere i contributi, ho preparato, per chi lo volesse, un pezzo di un articolo del Corriere della Sera del mese di gennaio
e lo può ritirare chi vuole alla fine sul tavolo. Agli impazienti dietro dico che il professore sarà contento di approfondire. È venuto fuori, ma è spaventoso, seguendo le tappe, la responsabilità inglese e l'esito pilatesco alla fine. Sì. Come d'altra parte è difficile non enfatizzare come dal punto di vista palestinese il periodo 20-30 è un periodo di assoluta incomprensione. Non è forse che gioca un po' anche la poca strutturazione della società araba, che non ha una vera classe dirigente, che non ha una consapevolezza Sì. di quello che sta succedendo? Ecco, ve rispondo, concordo esattamente con l'importanza degli inglesi, il ruolo decisivo, e ripeto quello che diceva Lawrence d'Arabia, una terra promessa 2 volte, che è terribile. È da dire ancora, giusto, che i palestinesi arriveranno a una consapevolezza nazionale molto tardi, e con la scelta fatta da Grand Mufti di mettersi dalla parte di Hitler perderanno ogni credibilità, e così come avevano perso ogni organizzazione, per cui risponderanno negativamente a tutte le proposte. Molto tardi, molto difficile sarà per l'Organizzazione di Liberazione della Palestina di Arafat recuperare quella credibilità che nella guerra araba israeliana, all'indomani della proclamazione, fece sì, per esempio, che tutti i paesi arabi si fossero disinteressati delle organizzazioni, che pur povere ma erano rimaste, dei palestinesi. Per cui la Palestina non ebbe nessun ruolo in quel gioco, erano i grandi Egitto, Siria, Iran che combattevano, e i palestinesi fuori di tutto, e questo fu una cosa grave. Poi alla fine l'Olocausto aprì le porte agli ebrei, e non fu così per i palestinesi, per cui è una storia contorta, aggrovigliata, che ho cercato di dipanare, ma che è ancora difficile e soprattutto triste, perché si vedono questi ritorni, queste circostanze, le case fatte saltare dagli inglesi che hanno insegnato loro agli israeliani a farlo, e tutte le occasioni di pace perse. Questo è anche da dire. Una ultima era che per screditare l'OLP, ovvero l'autorità palestinese, gli ebrei accolsero tutti gli aiuti che arrivavano dai paesi arabi per la costruzione di moschee. Da 75 diventeranno in pochi anni 150, per esempio a Gaza. E dietro ad ogni moschea c'era tutta una rete che poi produrrà Hamas. E gli israeliani favorirono l'arrivo di questi aiuti e di questa cultura, perché per loro era un modo per indebolire l'OLP di Arafat e quindi rimanere vincenti sulla scena. E purtroppo fu una scelta, anche questa, tra le tante, terribile e deleteria. Ancora una. Luigino. Quanto conta l'aspetto religioso in questa centenaria che esiste da sempre, o è solo soprattutto una questione economica? Il popolo è un mezzo. Allora, l'aspetto religioso è determinante, perché sono 2 messianismi che si fronteggiano. L'idea dell'ISIS è di avere Allah dalla loro parte, e così come c'erano gli ebrei, l'idea che quella terra sia stata promessa dalla Bibbia. Questi sono i 2 orizzonti. Quello poi ebraico, che posso aggiungere, pensate alla bandiera di Israele, no? La stella di David, ben d'accordo, ma un israeliano, forse ortodosso, ultra ortodosso, mi ha detto: le 2 strisce
azzurre sul campo bianco non sono solo il richiamo del mantello di preghiera, sono l'Eufrate e il Nilo destinati alla Terra Santa, e questa è la nostra Terra Santa. Finché non arriviamo qui, e questo è il punto. Figurarsi che no, però la risposta, dai, trovo una bella risposta, è questa. Aspetta che te la trovo. L'unica cosa che si può fare adesso è creare una struttura politica che sia condivisa sia dai palestinesi che dagli israeliani, che consenta il ritorno dei profughi palestinesi nelle loro terre e che si basi su valori democratici. C'è bisogno di uno Stato moderno, di cui tutti i cittadini possano godere, indipendentemente dalla loro nazionalità, cultura e religione. Sarà un viaggio molto lungo, ma è l'unico modo per spezzare il circolo di violenza e conflitti. E questo è Ilan Pappé, il maggiore storico, insegna in Inghilterra, che nega la possibilità di due stati, e purtroppo, anche se se ne parla e continua a parlarsene, guardando la carta geografica è innegabile, e quello che rimane di palestinese è proprio la striscia di Gaza, ma guardiamo le immagini, la stanno radendo al suolo, che vuol dire impedire a chi vi abitava di tornarvi ed aggiungersi ai 6 milioni di profughi in giro per le varie parti del mondo. Ultima domanda. Allora, l'ultima foto, così chiudiamo, che siamo a Teheran, capitale dell'Iran, stato più sciita possibile, e dopo il 7 ottobre hanno messo le bandiere di Israele lungo i marciapiedi, e questa ragazza, che pur ha il velo islamico, quindi rispettosa delle direttive della polizia morale, per non pestarla la salta. Quindi c'è una possibilità positiva anche dietro alle situazioni più terribili e raccapriccianti, e questo è un po' l'augurio che ci facciamo. Grazie e arrivederci alla prossima volta.